delle premiazioni. Ok, e io vorrei accogliere Agnese Possamai con un grandissimo applauso per questa grandissima atleta che ha fatto grande l'Italia nella corsa. Veramente complimenti a lei. Vorrei lasciare il microfono al presidente regionale Paolo Valente per descrivere chi è Agnese Possamai. Agnese Possamai è un pilastro della nostra atletica leggera, e in particolare per i risultati che ha ottenuto a livello nella corsa campestre e nella pista indoor, campionessa europea. Quante volte, Agnese? Ah, dimenticavo, in questo ambiente tra l'altro lei è di questi posti, quindi è di corsa montagna, diceva Agnese, 3 volte campionessa europea e poi campionessa italiana quante volte? 3 volte di corsa in montagna, campionessa europea sui 3000 indoor se non sbaglio, una volta sui 1500, 2 volte, non so se vi rendete conto cosa vuol dire. Campionessa europea, quindi è veramente un punto di riferimento, e purtroppo non sempre è stata un po' dimenticata. Noi non la vogliamo dimenticare assolutamente. Ringraziamo Johnny che l'ha coinvolta in questa occasione, e noi come Comitato Regionale Veneto vogliamo partire da qua ed averla sempre con noi, perché anche per i giovani lei è di esempio, di grande esempio, perché ha fatto tanto, è partita alla chetichella, ma poi all'atletica, allo sport in generale italiano ha dato tantissimo. Grazie Agnese, e spero sicuramente che tu sia di esempio per i tanti giovani, anche quelli che oggi è in corso e che adesso premierai tu. Grazie Presidente. A suggellare questa giornata di sport un piccolo omaggio da parte della Piave 2000 e di Benicà, un omaggio floreale a Agnese Possamai. Vai Alex. Noi ovviamente diciamo che sul campo di gara sono partite le altre categorie che avranno da correre 8 km, quindi ci danno il tempo ovviamente per discorrere con Agnese Possamai, che è assolutamente l'atleta italiana in campo femminile più titolata dell'atletica leggera. Come diceva lei, ci ha aggiunto anche la nota della corsa in montagna, che probabilmente in meno conoscono se non in questa zona, dato che qua di pianura ce n'è poca e quindi era naturale che così fosse. Io Agnese ricordo che durante la presentazione ufficiale dell'evento tu citasti la tua maniera di allenarti per riuscire ad andare forte nelle indoor. Mi piacerebbe che tu la descrivessi a questi ragazzi, come si faceva ad andare forte nelle indoor quando correvi tu. Io mi sono trovata bene nelle indoor perché appunto mi allenavo per il cross, e allenarsi per il cross vuol dire andare incontro a qualsiasi percorso, a qualsiasi temperatura, freddo, pioggia, neve, gelo, e quindi io uscivo vestita e stravestita, incurante del peso che mi portavo addosso, e oltretutto quando veniva la pioggia o la neve seguivo sempre la scia della ruota di un trattore, in modo da correggere anche l'assetto di corsa e non sbilanciarsi. E ho constatato che poi quando andavo a correre sulle indoor, spogliata di tutto e con questa forza sulle gambe, mi sembrava di volare. Quindi il cross è fondamentale per la preparazione anche poi estiva sulla pista. Io ringrazio Agnese Possamai. Io vado a ricordare che oltre ai campionati italiani, europei, mondiali, cui ha partecipato e vinto medaglie, è stata anche 2 volte presente in 2 distinte Olimpiadi. Parliamo di Sochi in questi giorni, quindi l'Olimpiade va citata. L'esperienza dell'Olimpiade invece rappresenta un passaggio diverso rispetto a tutto il resto. Le Olimpiadi ne ho fatte 2, Mosca 80 e Los Angeles 84, purtroppo non ho potuto fare la terza, mi sarebbe piaciuto perché non c'è 2 senza il 3,
Con l'esperienza delle due forse la terza sarebbe andata meglio. La prima, nell'80 avevo appena iniziato di fare atletica, sono stata buttata proprio ai vertici dell'atletica senza nessuna esperienza. I tempi sono venuti e quindi mi sono guadagnata questo posto alle Olimpiadi. Purtroppo ho fatto solo le finali senza nessun risultato. Comunque, grande soddisfazione comunque. E per le Olimpiadi di Los Angeles ero preparata al massimo, stavo benissimo, lo capivo anche dallo sguardo dei tecnici della nazionale e infatti si aspettavano qualcosa. Purtroppo l'emozione fa di brutti scherzi. Io, anche sapendo di star bene e di aspettarmi qualcosa, sono crollata dall'emozione. Ho fatto una bella batteria, una bella semifinale. Su quale distanza, chiedo scusa? Sui 3000 metri, facendo un tempo che poi in finale sarebbe stato di medaglia. Invece sulla finale, i giorni dell'attesa mi hanno proprio distrutta e logorata, per cui alla finale sono arrivata con le gambe che non mi tenevano in piedi. Io volevo citare una frase che lei ha detto, no, che credo sia veramente un esempio di come la caparbietà la faccia da padrona anche nei discorsi che si fanno. Lei diceva: io mi sono presentata ad Anzou in una campestre dove nessuno mi conosceva, mi sono messa là davanti, nessuno mi aveva mai visto e le più forti atlete italiane si aspettavano che io mollassi e dietro dicevano tanto la mola, e per 20 anni non ha ceduto Agnese. Purtroppo sono i guai fisici che mi hanno fatto cedere, perché io ho veramente voglia di continuare. Non mi mancava la forza fisica e la volontà e anche la capacità. Ho avuto un paio d'anni di flessione perché mi rendevo conto che i 3000 metri in pista ormai non mi davano più soddisfazione, cominciavano a essere una gara veloce anche quelli, per cui avevo optato per la maratona, ci ho pensato su un po' troppo e quando ho iniziato ho visto che mi dava nuovi stimoli, nuovi entusiasmi e mi stavo preparando per la maratona e ho avuto un problema, ho rotto i legamenti e da lì è finita la mia carriera. Beh, è comunque un finale di carriera che lascia l'amaro in bocca a un atleta che voleva chiaramente proseguire, ma lascia un'eredità all'atletica italiana che è la più ricca eredità per quanto riguarda il panorama azzurro di tutti i tempi. Grazie ad Agnese Possamai, grazie. Grazie Agnese, Agnese resta qua con noi, io ti prendo i fiori così vai meglio a fare le premiazioni. Grazie, me li tiene il mio amico. E adesso andiamo a premiare le categorie degli allievi sui 5000 metri appunto maschile. Sesto posto del gruppo sportivo Fiamme Europadova, Bagarello Filippo. Eccolo qua Filippo che arriva su, vieni premiato da Agnese Possamai. Quinto posto della Silca Ultralight Vittorio Veneto, Spinazzè Federico. Quarto posto del gruppo sportivo Quantin Trattoria 1° novembre, Viel Darco. Terzo gradino dell'atletica vicentina a Guerra Massimo. Secondo posto della categoria allievi, ripeto 5000 metri, dell'atletica Feltre Tasso Alberto. Campione regionale di cross Veneto dell'atletica vicentina, Cocco Milco, che indosserà anche la maglietta appunto di campione regionale. Eccolo qua, foto di rito. Vorrei che in questa foto ci fosse anche il consigliere regionale, il presidente provinciale della FIDAL, oltre che al presidente regionale appunto. Eccoli qua, insieme a Agnese Possamai. State lì in mezzo a questi giovani
che la foto è sicuramente bellissima e ne vale la pena. Agnese, resti ancora qui con me. Complimenti, ancora un applauso. Io ho solo una domanda velocissima da chiedere ad Agnese. In tutti questi anni che hai corso, chi devi ringraziare? Un po' tutti quelli che mi hanno aiutato, perché io ho iniziato tardissimo l'atletica, a 24 anni, quindi completamente sconosciuta, e devo ringraziare la famiglia che mi ha aiutato, l'allenatore Carlo Mondini, e prima di lui ce ne sono stati altri due, non mi viene in mente. E poi senz'altro le società e tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto. E sono tantissime persone, resta sempre qui con noi, sicuramente tutti i bellunesi, resta pure qua, che hanno tifato e hanno trepidato per te al di là dei risultati che hai ottenuto. Classifica della Junior Donne 5.000 metri, sesto posto della Fondazione Bentegodi, Giobelle Sofia. Premia sempre Agnese. Junior Donne su sul palco. Agnese molla i fiori e premia le ragazze che speriamo tentino di emularti. Giobelli Sofia appunto al sesto posto, quinto posto dell'atletica vicentina Ferrazzi Silvia. Eccola qui Silvia che arriva dall'atletica vicentina. Quarto posto dell'atletica Mogliano Busatto Anna. Alex, chi c'è sul percorso? Terzo posto della Fondazione Bentegodi Sa Suailla. Stanno peraltro, Piero, ora rispondo alla tua domanda, per rientrare per la fine del secondo giro. Gruppo per quanto riguarda gli junior estremamente compatto e anche per quanto riguarda le categorie femminili. Equilibrio. Perfetto, allora noi siamo al secondo posto per quanto riguarda la Junior Donne 5.000 metri, campionato di cross Veneto del gruppo sportivo Quantin, trattoria 1° novembre, Maraga, Laura! Sul gradino più alto del podio della categoria appunto Junior Donne 5.000 metri, dell'atletica Silca Conegliano, Michelin Carolina. Ed eccole qua le splendide 6 atlete che vanno a completare questa categoria. Agnese Posamai che fa indossare alla campionessa regionale di cross appunto di questa categoria, Michelin Carolina, la maglietta di campionessa regionale, e vedo che Agnese si intrattiene anche a sentire commenti e impressioni, foto obbligatoria anche con Agnese e applauso del pubblico che è qui a Mel per questa festa del cross. Grazie Agnese, grazie alle ragazze, veramente. Avevi sul palco in questi istanti 2 azzurre, rispettivamente una neoconvocata che è la campionessa regionale Michelin, che sarà sui terreni internazionali dei 1500 prossimamente, ma anche Laura Maraga, bellunese, portacolori azzurra,
della corsa in montagna. Attenzione, qua siamo al secondo giro, è sempre Tommaso Biondani, atleta scaligero, che conduce la gara con 30 metri di vantaggio su Riccardo Donè dell'Atletica Mogliano. Insegue col 42 Alessandro Dalben per la New Food Verona, quindi due veronesi nelle prime tre posizioni, dietro compatti rispettivamente Denardi, Cecchin, Noal, Zanirato, Noaro, Bernasconi, tra gli altri è Favarato, mentre transita in questo momento Luca Moret con Roberto Fregona. Ritorno 3 secondi su Agnese Posamai. C'è stato un bellissimo episodio che ha commosso anche me quest'anno al Giro delle Mura. Sapete, anche lì ci sono un sacco di classifiche di categorie e quant'altro. Agnese Posamai stava mangiando all'interno del capannone dove venivano svolte le premiazioni delle categorie amatoriali, e nella categoria, adesso non mi ricordo quale, c'era una rappresentante femminile che ha combattuto ovviamente in maniera sportiva con Agnese Posamai gli anni che furono, era la Dandolo. Agnese Posamai è scattata come una molla a sentire appunto che c'era la Dandolo in premiazione ed è venuta su sul palco. C'è stato un momento bellissimo di queste due grandi atlete che si sono incontrate a distanza di tantissimi anni. È stato veramente molto bello e particolare. Anche adesso ce n'è una qua, la Rossella Gramola. Rossella Gramola, altra delle atlete che in quei tempi hanno chiaramente gareggiato a fianco della Posamai. Rivale del mio primo cross, primissimo cross regionale. Cioè c'è veramente un déjà vu che però fa bene a tutti, fa bene a voi che vi ritrovate dopo tanti anni, ma fa bene anche a noi per ricordarci di quanto grandi siete state. Un applauso grandissimo a queste atlete. Passaggio della prima donna nel frattempo qui, la 25 Ilaria Bonetto per quanto riguarda il gruppo Atletica Bassano, ragazza della categoria promesse. Transitata quindi la prima delle donne nel frattempo, cioè colei che comandava, ora ne sono transitate altre due, tra di loro Sabrina Bum Bum Boldrin, ed ecco qua altre due della categoria femminile, sono la Dalmagro e la Pianeta. Ecco anche Patrizia Zanette, specialista della corsa in montagna. Mentre per il Quantin transita Sabrina Viel, segue Ilaria Fantoni col 10 per la Sindustria Sport Padova, con il 27 Stefania Disconzi per l'Atletica Insieme New Food Verona. Atleti veronesi che oggi ben si stanno distinguendo anche in questo cross regionale, festa del cross qui a Mel, provincia di Belluno. Mentre per quanto riguarda il novero femminile col numero 12 transita in questo momento Ilaria Garavello per l'Atletica Vissabano, siamo quindi in terra patavina, e con il numero 5 per la Dolomiti Belluno Sonia Lorenzi, ben rivista Sonia Lorenzi. Sempre per la Dolomiti Belluno Lara Comiotto al transito in questi istanti, mentre col 3 Iris Facchin per il Quantin, numero 11 per Silvia D'Agostino a Sindustria Sport Padova. Allora io vado a ricordare ancora una volta che siamo in diretta streaming sul sito della Fidal Veneto, grazie a Zona Atletica. Nel frattempo passa Laura Galiazzo, Atletica Città di Padova. E sentendo sullo sfondo le grida, viva Trottola! La Trottola che quest'oggi, da questa mattina, si sta ovviamente divertendo con le 170 premiazioni in corso. Come direbbero in stretto dialetto bellunese, manco mal che non piove. Manco mal proprio, Alex. Sarebbe stato veramente un dramma riuscire a completare tutto il programma che questa splendida giornata ci propone.
è transitata nel frattempo citando le quote rosa Mara Bezzon, mentre passa col numero 4 Gaia Beninca. Siamo per questi atleti alla conclusione del secondo giro, iniziano il terzo su 4 previsti. In palio i titoli per quanto riguarda le categorie juniores maschile e le categorie senior femminili dalla 35 ovviamente in su fino al settore promesse. Siamo con lo sguardo sullo sfondo, vedremo se per quanto riguarda gli junior in campo maschile continuerà Tommaso Biondani a dettare la sua legge. E attenzione, andiamo quindi ad attendere il terzo passaggio degli atleti qui sul campo sportivo comunale di Pian della Lora, Mel, provincia di Belluno, festa del cross regionale 2014. Sono impegnate le categorie seniores femminili più la categoria promesse insieme alla categoria juniores maschile, in tutto da percorrere per loro 8.000 metri, 4 giri da 2.000, 2 dei quali già percorsi nel momento in cui torneranno qui sul parterre di cambio giro, inizieranno la loro ultima tornata di gara. Ed eccolo, è ancora lui, il veronese Tommaso Biondani, che ha fatto il vuoto, ha scavato un solco dietro di sé. Biondani. Tommaso Biondani veramente ha dato a imprimere un ritmo assolutamente insostenibile per gli altri. Il più diretto inseguitore si affaccia in questi istanti ed è Riccardo Donè per l'Atletica Mogliano. Non mollare Riccardo, ancora un giro per cercare di rintuzzare l'attacco di Biondani, mentre transita in questi istanti Alessandro Dalben insieme di un Foot Verona, terzo in questi istanti, quindi conserva la posizione con una quarantina di metri di vantaggio, circa 20 secondi sul terzetto formato rispettivamente da Zanirato, Noaro e Bernasconi. Passa Moret che ha recuperato qualche posizione, bravo Luca, mentre in questi istanti Fregona, Noal e Pinton vanno al transito e iniziano l'ultimo giro. Biondani è sulla prima discesa del campo di gara che immette alla parte maggiormente acquitrinosa di questo tracciato ben delineato dal GS La Piave 2000, dall'Ana Atletica Feltre e dalle altre società coinvolte nell'organizzazione. Biondani che ha 30 secondi abbondanti di vantaggio sul più immediato inseguitore che è ancora Donè, ma attenzione perché da dietro Alessandro Dalben vede Donè. Io ho qui il dottore ufficiale della FIDAL a cui vorrei chiedere solo alcune precisazioni, problemi di qualche sorta durante queste gare. Ma stiamo facendo alcuni interventi, ma per fortuna minori. I ragazzi sono molto stanchi, probabilmente provati dal percorso. Qualcuno incontra degli incidenti tipo chiodi, per cui si bucano le scarpe eccetera, ma per fortuna tutte cose assolutamente tranquille. Diciamo che siamo nella routine di gare di questo tipo. Assolutamente. Allora speriamo di continuare. Grazie a dottor Nicolini. Grazie al dottor Nicolini che è qui a supporto del gruppo volontaristico del Vola, volontari delle ambulanze di Santa Giustina, che ripeto
ci daranno una mano anche alla Belluno Feltre del 30 marzo. Già sentendo il dottor Nicolini che cita ovviamente i chiodi e i tacchetti delle scarpe, mi viene da ricordare gli ultimi cross che io correvo con le A3 lisce sotto, e alla prima curva i miei tecnici mi dicevano: ma Alex, tira il manco fin la prima curva. Ed ecco, con il numero 16 in campo femminile passa Silvia Sommaggio. C'è Silvia Sommaggio con Ilaria Bonetto, ed ora passa Ilaria Benetti. Silvia Sommaggio, un altro nome importante dell'atletica azzurra, mentre in questi istanti, ecco qua, col 2 Kettiviel più dietro, e va ad iniziare il suo ultimo giro Erika Venzo per l'atletica Mogliano, seconda nella classifica parziale tra le promesse fino a questi istanti. Il campo femminile, gruppetto guidato da Nicola Imperatore, mentre con loro c'è Sabrina Bum Bum Boldrin. Per il Becker Francesco Bobbo, mentre elegante nel suo incedere transita Ilaria Dalmagro, seguita da Chiara Pianeta per la Sindustria Padova. Senti che vanno quindi all'ultimo giro. Attenzione, perché là davanti Biondani tiene salda la testa della gara, ma per il secondo posto si è riaperto il discorso. La Disconzi e la Zanette al passaggio del terzo giro. In questi istanti anche Sabrina Viel. C'è sull'addirittura del cambio di giro un portacolpi del Vodo di Cadore e Imperatore, mentre elegante Ilaria Caravello inizia l'ultimo giro con il numero 5 Sonia Lorenzi. Ed ecco Paride Grava per l'Anatletica Feltre, che andrà ad iniziare a sua volta l'ultimo dei 4 giri previsti. Una Comiotto come sempre grintosa. Caro Moreno. E attenzione, altro passaggio, altro terzo passaggio in corso. Lei è Silvia D'Agostino. Vi ricordo che a seguire ci sarà l'ultima delle prove in programma sui 10 km, mentre io saluto il passaggio di Iris Facchin. Ecco Laura Gagliazzo. Attenzione, perché è ormai imminente l'arrivo degli juniores. Attenzione. Eccolo qua, addirittura d'arrivo, viene
laurearsi campione regionale juniores, il veronese Tommaso Biondani. Biondani campione regionale con Done che andrà a piazzarsi al secondo posto. Eccolo qua, Done secondo per il Mogliano e per la terza piazza eccolo qua Gabriele Noaro, Atletica Città di Padova. Chiuderà quarto Alessandro Dalben, che aveva tenuto le posizioni del podio fino a 3/4 di gara, mentre c'è ovviamente la sfida vinta da Zanirato su Bernasconi sul traguardo per il quinto posto. E ormai sul traguardo è anche il suo compleanno. Tanti auguri Luca Moret con una gara assolutamente degna. Buon compleanno Luca Moret. Chiude bene anche Roberto Fregona. Ecco Emanuele Pinton per la Libertas Mirano, mentre Noal va a precedere sul traguardo Riccardo Favarato, quindi Astra e Silca nell'ordine. Chiude Denardi, Martino Denardi per la Dolomiti, che precede nell'ordine Schenal e Marsura. Piccola comunicazione di servizio, probabilmente la partenza, non so se il settore femminile o maschile ha perso un braccialetto che magari non ha un grandissimo valore economico, ma per chi l'ha perso ha un grandissimo valore affettivo. Ce l'ho io qui sulle mani, se qualcuno l'ha perso può venire a ritirarlo. Al traguardo in questi istanti Francescato. Chiude anche Bortoluzzi per l'Atletica Sernaglia. Ora tra breve vedremo fare il loro ingresso sul rettifilo finale anche le prime donne. Lui che va a chiudere è Manuel Corte della Silca e da seguire Andrea Vitto per quanto riguarda la Libertas Colon Vittorio Veneto. Attenzione quindi alle donne. Avevamo prima parlato di Benetti e Sommaggio appaiate, ma chiaramente di due categorie differenti. Ora Edi Benincà, dirigente della Piave 2000, mi ricorda ancora che le cucine continuano a sfornare piatti succulenti e continueranno ancora all'ultima gara e anche dopo, perché all'interno del capannone ci saranno le premiazioni delle società, per cui se avete voglia di approfittarne fatelo, non c'è nessun problema, anzi è un piacere per gli amici di Marcador, frazione di Mel, di potervi soddisfare a livello alimentare. Nel frattempo si affaccia addirittura d'arrivo Mattia Casagrande per Treviso Atletica, eccolo qua Casagrande che va a concludere la sua fatica sportiva e subito dietro di lui sul passo Marco Mondini, Fiamme Oro Passo. Ecco le prime donne, attenzione, sono insieme, vanno allo sprint vinto da Bonetto, Ilaria Bonetto che va a precedere Silvia Sommaggio, la Bonetto promessa, la Sommaggio senior 45 e attenzione Ilaria Benetti senior femminile al traguardo, eccola qua la Benetti per l'insieme New Food Verona, mentre tra i maschi chiude Jonathan Zalamena nell'Astraquero. Sul traguardo Kettiviel Quantin per la senior femminile 35. Ed ora addirittura d'arrivo porta la casacca azzurra
Erika Venzo dell'Atletica Mogliano, seconda tra le promesse. Ecco la casacca ovviamente storica del Becker, portata sul traguardo da Bobbo. Diamo il tempo. Ed ecco Sabrina Boom Boom Boldrin, la cortinese. Diamo il tempo di tirare il fiato un attimo agli junior uomini, appunto, che hanno appena concluso la prova, e poi partiremo con le premiazioni, con alle premiazioni il vicepresidente della FIDAL regionale Marcon Alessandro, appunto. 2 minuti e poi daremo inizio a queste premiazioni. Chiara Pianeta sul traguardo per la Sindustria Sport Padova tra le senior, se non ho fatto mal di conto chiude in seconda posizione. Ed attenzione, altra atleta che dovrebbe portare i colori patavini della Sindustria, infatti è Ilaria Fantoni. Il capo maschile viene al traguardo Brenno Pastò della Vissabano. Lo Pastò. Mentre chiude in bella spinta Stefi Disconzi per la New Food Verona. C'è uno sprint sullo sfondo che vede coinvolte Zanette e Viel. Nell'ordine sarà Zanette e Viel, rispettivamente senior 35 e senior 40. Per quanto riguarda Sabrina Viel, anche qua, se non ho calcolato male, trattasi di un titolo conquistato. Ed ecco per la Dolomiti Belluno Alessio Scussel, mentre elegante incede verso il traguardo Ilaria Caravello, Atletica Vissabano. Agli al traguardo in questo momento anche Marco Vivian per l'Atletica Mogliano, ed ora portacolori dell'Atletica Feltre, chiude in bella spinta Parire Grava. A seguire, eccolo qua, Marco Imperatore con Sonia Lorenzi, che chiude qui la sua fatica sportiva. Prossima gara che andremo a seguire vedrà coinvolti a partire dalle ore 14:30 le promesse e i senior maschili sulla distanza dei 5 giri grandi, 10.000 metri da compiere. Ed applausi per la Comiotto. Ovviamente nel breve tempo di qualche minuto si andrà alle premiazioni anche di queste categorie. Io non invidio colui che ha coordinato le 170 premiazioni che questa sera, caro mio, non posso dirlo perché ci sono i bambini, ma ti spetterebbe un premio. Quale premio? Non so io. Grazie Alex, io intanto vorrei chiamare i primi 6 della categoria junior maschile, appunto, vicino alle palco delle premiazioni, perché a brevissimo andremo a premiarli, appunto. Chiedo scusa per la sovrapposizione a Piero Bassanello. Piero Bassanello, che Dio mi fulmini se ti salto sopra con la voce. Assolutamente Alex, è un piacere poter duettare con te. Tu sicuramente sei molto più impegnato del sottoscritto, sei un commentatore e anche uno speaker eccezionale di altre gare di corsa, di gare di ciaspole anche, e anche di tante altre iniziative, e sei un tecnico e un preparatore di Nordic Walking, una disciplina che sta prendendo sempre più piede e sta avendo risultati anche notevoli. Sì, lei è il Nordic